dobbiamo adesso chiedere al Signore che ci parli, no? Nella preghiera abbiamo noi espresso qualcosa al Signore, no? E abbiamo ricevuto una benedizione meravigliosa. Adesso vogliamo che il Signore ci parli in mezzo della sua parola. Leggiamo Atti degli Apostoli, capitolo 4, leggeremo dal primo verso fino al verso 31. Alleluia, confidando nello Spirito del Signore che sa parlare ad ognuno di noi. Gloria al Signore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal primo verso fino al verso 31. Amen. Vi state già alzando, qualcuno appena trovato, vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la santa parola di Dio. Alleluia. Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal primo verso fino al verso 31. Il Signore sia lodato. Mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Il giorno seguente i loro capi, con gli anziani e gli scribi, si riunirono a Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni, domandarono: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato dagli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito, lì presente con loro, non potevano dir niente in contrario. Ma dopo aver ordinato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono gli uni gli altri dicendo: che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non possiamo negarlo. Ma affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui. E avendoli chiamati imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando assolutamente come poterli punire a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per quello che era accaduto. Infatti l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano detto. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre: perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli meditano cose vane?
I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concede ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Amen. E qui la lettura della parola del Signore. Amen. Potete accomodarvi mentre sento di ripetere il versetto 31 che abbiamo appena letto, dopo che ebbero pregato. Il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziamo la parola di Dio con franchezza. Amen. Avvenne qualcosa dopo che ebbero pregato. La Chiesa era riunita in preghiera perché c'era una minaccia grande. E cosa fa la Chiesa di fronte alle minacce? Non va in strada a combattere, no. Quello che siamo chiamati a fare è pregare il Signore. Amen. Dare a Lui questa minaccia e chiedere a Lui come risolvere la situazione che si deve affrontare. E dopo che si prega, e si prega con tutto il cuore, e si è uniti nella preghiera, succede sempre qualcosa di meraviglioso. Amen. E in questo caso il luogo dove erano riuniti tremò. Quando finirò la predica, noi andremo in preghiera, io vorrei realizzare la stessa cosa. Non che questo luogo tremi perché mi spaventerei, no? Perché il nostro cuore trema davanti alla presenza di Dio, questo lo desidero. E che tutti possiamo essere riempiti dello Spirito Santo. Amen. Affinché possiamo, come quei fratelli, ricevere franchezza, forza, autorità dallo Spirito Santo per annunziare la parola di Dio. Amen. Alleluia. Era successo qualcosa. E poi leggendo al capitolo precedente, Pietro e Giovanni, all'ora della preghiera, si recarono al Tempio, perché anche loro volevano pregare il Signore, offrire il proprio culto al Signore, no? Qualcuno dirà, ma erano apostoli, avevano bisogno di andare in chiesa. Sì. C'era l'ora della preghiera e si presentarono lì a pregare insieme. All'ingresso del Tempio, una delle porte d'ingresso detta la porta bella, giaceva uno zoppo. Questo zoppo chiedeva l'elemosina a tutti quelli che entravano in chiesa, al Tempio. Amen? Amen. Si presentarono Pietro e Giovanni, stavano per entrare nel Tempio. E quest'uomo li guardò, l'elemosina, devo andare in chiesa, fai l'opera buona, no? Pietro e Giovanni, vedendo, cosa gli dicono? Oro e argento non ne abbiamo, ma quello che abbiamo lo diamo. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Lo sollevarono, quello zoppo rimase in piedi. Avvenne un miracolo. Amen. Entrarono in chiesa, nel Tempio, tutti meravigliati. Perché? Perché c'era quello zoppo fuori che chiedeva l'elemosina da tanto tempo. Quindi lo dico, no, vero, ma quello non è lo zoppo che sta fuori. Che è successo? Un miracolo. Quei due uomini hanno guarito quello zoppo. E tutti li guardavano, lasciarono tutto, ogni cosa, e andarono vicino a Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni, riempiti di Spirito Santo, parlarono al popolo, ebbero l'occasione di predicare.
Amen? Amen. Perché ci guardate? Come se noi siamo stati autori di questo miracolo. Noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo pregato Gesù, quel Gesù che voi avete crocifisso. Vi ricordate? Eravate lì a dire crocifiggilo, crocifiggilo. Quel Gesù ha guarito quest'uomo nel nome suo. A me è avvenuto questo miracolo. Cosa è successo? La gente li ascoltava, vennero le autorità e li hanno arrestati. Questo succede a chi serve il Signore. C'è un nemico che ti contrasta. Gloria a Dio! Amen. Ma nessuno potrà mai fermare l'opera di Dio, siete d'accordo? Amen. Nessuno potrà fermare la Chiesa del Signore, nessuno potrà vincere la Chiesa del Signore, perché Gesù dice: io edifico la mia Chiesa e le porte dell'Ades, cioè dell'inferno, non la potranno distruggere. Quindi il nemico fa di tutto per distruggere l'opera di Dio, ma non ci riuscirà mai. Fa di tutto per scoraggiare i figlioli di Dio, i servi del Signore. Alleluia, amen? Ma i servi del Signore si alimentano sempre da quella fonte che è inesauribile. E se faranno sempre questo, riusciranno sempre a superare ogni difficoltà. Amen? Pietro e Giovanni furono arrestati, ma abbiamo letto che molti di coloro che avevano udito la parola credettero. L'avete letto con me? Gloria a Dio, possiamo dire gloria a Dio? Gloria a Dio. Oh, questi credono, arrestiamoli, mettiamoli in carcere, ma nel nome di chi fate queste cose? Chi vi ha dato autorità di fare queste cose? Ma io vi chiedo, ma che delitto avevano commesso? Avevano pregato per un uomo che chiedeva l'elemosina, un uomo che era bisognoso non di denaro, era bisognoso di guarigione fisica e spirituale. Amen? Che delitto avevano fatto? Che reato avevano commesso? Nel nome di Gesù, perché diciamo con l'autorità che Dio ci ha dato, alzati, che cammina. Amen? Alleluia, questo era il punto. Vedete, messi in carcere. Alleluia, e anche lì messi in carcere, messi ad ascoltare, ecco, venivano ascoltati dalle autorità. Pietro, pieno di Spirito Santo, notate sempre questa cosa che è importante, pieni di Spirito Santo. Pietro, pieno di Spirito Santo, rispose, parlò con franchezza. Amen? Perché noi teniamo il battesimo dello Spirito Santo? Perché ancora oggi crediamo nella potenza dello Spirito Santo. Amen? Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Con franchezza, capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo sia stato guarito, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo. Amen? Vedete, vogliono ostacolare l'opera di Dio, ma Dio apre sempre le porte. Alleluia. Affinché il suo nome sia lodato, Amen. sia glorificato, Amen. la sua parola sia predicata, ci dà sempre opportunità. Alleluia. E ancora predica che cosa? Che in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini. Ancora oggi crediamo questo, predichiamo Gesù Cristo, sapienza e potenza di Dio. Non c'è altro nome che ci è stato dato, è il nome di Gesù. Amen. Non c'è nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Di fronte a questo parlare, quelli cercavano come farli rimanere in carcere, ma non era volontà di Dio. Alleluia. E sono stati costretti a liberarli, perché che facciamo? Il popolo ha creduto, se li mettiamo in carcere, che figura facciamo nei confronti del popolo? Obblighiamoli a non parlare più di questo. Non parlate più di Gesù. Sempre con sincerità, con franchezza e con la forza della verità e dello Spirito Santo. Giudicate voi se dobbiamo obbedire a voi, che siete uomini, oppure a Dio. Amen. Amen. Giudicate voi, che dobbiamo fare. Quanto a noi dobbiamo in forza parlare di quello che abbiamo visto, lo abbiamo detto.
Ci sono cose che devono essere per forza parlate, dobbiamo annunciare. E voglio il Signore che ciascuno di noi abbia lo stesso sentimento. Devo parlare di Gesù. Amen. Qualcosa mi costringe a parlare di Gesù. E gloria a Dio, perché quando si parla di Gesù c'è qualcuno che ascolta, e magari questo qualcuno che ascolta può aprire il cuore e può accettare Gesù. Amen. Gloria a Dio. Ma quello che voglio anche notare insieme a voi è che tutti si accorsero che erano ignoranti, popolani, senza istruzioni, però come parlavano. Amen. Si accorsero che quegli uomini erano stati con Gesù. Se tu sei con Gesù, sei in comunione con Gesù, si accorgeranno gli altri che tu sei in comunione con Gesù. Amen, alleluia. Veramente diranno, veramente sto fratello ha qualcosa. Questa sorella quando mi parla di Gesù c'è qualcosa in lei che mi attira. Non è la persona che attira. Quello che attira è lo Spirito del Signore. Amen. È lo Spirito suo che ci attira a Lui. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Furono messi in libertà. Dove andarono? In chiesa, con gli altri fratelli. Dove si radunavano sempre. Era una famiglia. Come dobbiamo essere noi, una famiglia. Amen. Una famiglia in Cristo Gesù. Stavano insieme. Rimessi in libertà, vennero e loro riferirono tutte le cose che gli erano accadute, quello che gli hanno detto i capi sacerdoti. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce di Dio. Questo è il problema. Un attimo, preghiamo. Quando la Chiesa prega, l'inferno trema. Alleluia. E poi a volte noi non siamo realmente consapevoli della grande potenza che ci è stata data e della grande possibilità che Dio ci dà di cambiare le cose. Amen. Amen. Noi possiamo cambiare questa società. Noi possiamo cambiare, Dio ci ha messi qui per cambiare questa società, Alleluia. per esprimere quella luce di cui il mondo ha bisogno. Amen. Amen. Quando preghiamo succede sempre qualcosa, deve succedere qualcosa. Alleluia. Quando la Chiesa si riunisce, alza concorde la voce a Dio, vede la preghiera che è innalzata su questa. Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Amen. Tu sei colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, il nostro padre. Perché questo tumulto fra le nazioni? Citano un verso del Vecchio Testamento. Proprio mentre pregano, dicono proprio in questa città c'è questo tumulto. Ci impediscono di annunciare il tuo nome. Ti facciamo una richiesta, Signore, concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Questa era una pista. Non è che avevano chiesto chissà cosa, fa che possiamo conquistare militarmente, combattere i romani. No, Signore, noi vogliamo annunciare la tua parola, concedici di farlo. Quando chiedi qualcosa che è secondo la volontà di Dio, il Signore te la concederà. Amen. Amen. Alleluia. Questo era nella volontà di Dio, che la sua parola venisse annunciata. E grazie a Dio è giunta fino a noi oggi. Secoli sono passati, vero? Ma la parola di Dio ha continuato ad essere annunciata e ancora continuerà ad essere annunciata finché Gesù non ritornerà. Amen. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Questa fu la richiesta. Concede ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, Signore, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Cioè, accompagna l'annuncio della parola che noi annunciamo, Signore, con quello che è la tua potenza. Fa che i segni possano testimoniare l'annuncio della parola. Amen. Se noi predichiamo la guarigione,
Nel tuo nome, Signore, fa che ci sia guarigione. Amen. Conferma la tua parola. E anche in questo tempo, anche oggi, in questa mattina, noi vogliamo dire, Signore, conferma la tua parola nei nostri cuori. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Dopo che ebbero pregato, finì la preghiera, il luogo dove erano riuniti tremò. Chissà se tremasse questo luogo. Può succedere. Non lo so. So che quando c'è la presenza di Dio, nessuna cosa può resistere. Amen. Amen. Alleluia. E vogliamo che i nostri cuori non resistano alla presenza di Dio, ma che si pieghino, si aprino e si pieghino alla presenza di Dio. Tutti furono riuniti nello Spirito Santo e annunziamo la parola di Dio con franchezza. Amen. Alleluia. Vogliamo dire grazie, Signore. Alleluia, con tutto il cuore. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. Chiniamo il nostro cuore.